Piero Ruzzante, vicepresidente della Commissione Bilancio e ovviamente esponente del Partito Democratico. La manifestazione di oggi cade in un momento particolare perché proprio ieri il Presidente della Repubblica ha dichiarato irricevibile il decreto approvato in Consiglio dei Ministri sul federalismo municipale. Siamo di fronte all'ennesima forzatura del governo su un provvedimento che peraltro lascia molto a desiderare sul fatto che sia davvero un federalismo autentico. Basti pensare al fatto che i comuni, i principali fruitori teorici del federalismo, i rappresentanti dei sindaci e dell'ANCI hanno manifestato in questi giorni contro questo falso federalismo che rappresenterà per i nostri territori semplicemente un rischio di nuove tassazioni per le imprese, per i lavoratori, per i cittadini. Credo che abbia fatto benissimo il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a restituire un concetto che è fondamentale, il rispetto istituzionale. Non può il governo, di fronte a una bocciatura del Parlamento, emanare un decreto che è assolutamente irricevibile e illegittimo, aggiungo io. Credo che dobbiamo ripartire da un concetto: è vero che le risorse devono rimanere nel territorio, l'esatto contrario di quello che sta avvenendo oggi con un governo che ha tagliato del 32% i trasferimenti dallo Stato verso la Regione Veneto, e dovremmo fare i conti con una finanziaria appunto di lacrime e sangue, dettata anche e determinata da scelte amministrative sbagliate. Basti citare il buco della sanità, che sta generando moltissimi problemi per la nostra regione, e ricordare il fatto che la giunta regionale Zaia ha rotto il fronte delle regioni nel lottare contro una manovra economica che oggi mette in ginocchio comuni, province e regioni, quindi l'esatto contrario del federalismo tanto annunciato, tanto auspicato. Si sta andando in direzione diametralmente opposta. A proposito di sanità, c'è il rischio di un commissariamento della sanità veneta. Quali conseguenze potrà avere questo fatto? Innanzitutto sarebbe un'onta dal punto di vista politico il fatto che il Veneto, che ha sicuramente una sanità di altissima qualità, si trovi ad essere commissariata per gli errori di gestione politica, l'occupazione in particolar modo politica da parte di Lega e PDL delle varie ULSS, aziende sanitarie. Conseguenza è assolutamente negativa per i cittadini, perché c'è il rischio che venga applicata il raddoppio dell'addizionale IRPEF per i redditi fino agli 8.000 euro, quindi con un aggravio in una situazione di crisi e di difficoltà per tante famiglie, per tanti lavoratori della nostra regione. In una fase così difficile il rischio di un'applicazione di un'addizionale aggiuntiva rappresenterebbe per molte famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese un rischio insostenibile, e quindi da questo punto di vista sarebbe gravissimo che la nostra regione venisse commissariata, ma anche questa è responsabilità della mala gestione. La Lega non può dire io non c'ero, è da 6 anni che governa e guida l'assessorato alla sanità della nostra regione.